Hanno consegnato le proprie licenze di pesca ai rispettivi sindaci di Chioggia e Porto Tolle, un gesto simbolico ma indice della grave crisi in cui tutti i pescatori si trovano per colpa del caro gasolio che sta provocando una crisi a tutto il comparto. L'aumento dei costi di produzione, dei costi del gasolio sta incidendo profondamente sui costi di gestione delle imprese. Se andiamo avanti di questo passo non converrà più uscire e produrre una materia pregiata che va sulle nostre tavole, va sulla grande distribuzione, va nei canali commerciali. Tante aziende rischiano la chiusura, il settore è al collasso, i pescatori hanno deciso di scendere in sciopero per una settimana. La situazione è insostenibile. Abbiamo incontrato il sottosegretario Battistoni a Roma, c'è un impegno del governo a sostenere con una dotazione finanziaria purtroppo non sufficiente il settore, si tratta di capire quali sono le modalità. Il problema vero, e mi rivolgo insomma anche agli altri amici e colleghi di altri settori come l'autotrasporto, come i taxi acque o tanti altri settori stanno vivendo, gli agricoltori, è quello che questa situazione non può durare a lungo. Bisogna agire bene e subito, dicono tutti, le conseguenze altrimenti saranno veramente gravi. Se è una fase limitata, forse riusciamo a raggiungere e superare la montagna, ma se continua così, davvero si pone in seria difficoltà un settore che raggruppa migliaia e migliaia di imprese